Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. E quindi anche oggi sono ritornato in un mio vecchio numero civico. Abito in una palazzina condominiale con tanti vicini con i quali condividere le bollette della lucetta dell'ascensore e litigare per squasse. Oh, è un Maudì? No. Vedi, io te l'avevo detto. Coi condomini qua infatti le sta su discussione che su dove metà a casa gli dice ti a casa tua te la metterla qua, che altra casa te la metterla di là, st'altra casa no qua ma là perché ti ripara da dentro, e i cani che sbaglia, e i maccagà davanti a porta d'entrata, e chi che lascia sempre verde il cancello, e stua che a luce dice a Marilena. È vero che la bestia di Satana qua ha i suoi cani con i quali insomma va d'accordo, ecco, con lei ho qualche dubbio che li sto tenendo un po' distanti. Weekenders on our own, such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone new. Oh, such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. Comunque in Italia per non far brutte figure si diceva Caldonius e Pelus, che questo non è il tagliamento, è il meduno, quindi insomma Meduna, ecco, peso ancora, e sia mujer del meduno. È esattamente lo stesso fiume di quando ci trovavamo a Tramonti, il torrente. Sì. Ah sì, Viene giù da là. è vero. Da là. So che questo è le più belle, quelle dei tramonti. Caldogno che corre felice sul prato, dove i cani han appena cagato. Emi, è da un'ora che corri, a me stoppa, amore. Cara. Qua è pieno di caserme abbandonate. Se tu pensi che all'epoca il 90% delle caserme era qua, adesso sono tutte abbandonate. Anche la mia è stata abbandonata, chiusa. È una caserma. Quanto d'accordo andate voi? Quanto d'accordo andate? Quanto d'accordo andate? Cari da signore, guarda che mi con la come si dice, la mensa nuova finita. Il momento è catartico, ossia abbiamo catato una somiglianza linguistico-culturale tra il Veneto e il Furlano, in quanto il Furlano oggi chiede al Veneto. Come si chiamano l'interno delle pannocce, delle pannocchie in veneziano? Si chiama? I botui. E da noi in Friuli, parte veneziana, si chiama botui. Ciò. Tipo, Lei? i nonni, qui era il fuoco di smorzasse, no? Che doveva buttare su il fuoco e diceva buttare su botui in il fuoco. Bravo. Ossia, esatto. Butta su i, come si chiama? Sai che non so in italiano, il nome. in italiano no, non so, sempre chiama i botui. Ah, Tutologo Iuri. no, il momento è catartico, nel senso che ho catato come si dice botui in italiano, si dice tutolo. C'è qualcuno che fischia. Un bel po' Adesso di chilometri più in su. non so se bisogna preoccuparsi, ma Dio caro che brutto che sono senza barba e che dopo a un certo punto a me dà fastidio. Ma gli devo portare in il boschetto? Buon, il giardino grande ce l'abbiamo, perché sai che uno dei miei sogni era avere la casetta microscopica col giardino enorme, ettari del giardino. Guarda qua, con 15.000 euro. È
Aspetta, e prima con 4.500? Per l'11° carristico a Cordenizio fanno ancora le esercitazioni. Come li facevano qua in maniera molto più li mettevano qua e le azioni controllavano ovviamente. Ce n'è una anche là, ma qua mi sembra più da cacciatori. Dicono che qua un tempo mettevano i carri armati. Si deduce, quindi non è che sta a prendere per oro colato ovviamente quel che dice. Che stiamo andando a deduzioni guardando. Welcome to the tundra. A tu caldo? Sta che tu fare spogliarello? E venire con i camper qua, no? Guarda che bello sarebbe sì. stato. Beh, parcheggio qua. Bisogna capire, vedere dalla strada che abbiamo fatto, no, ci infossavamo. Da qua capire. Amy, hai trovato quello del formaio? Sì. Cara, è la vendetta di tutti gli anni che lei mi ha rotto le palle agli altri cani e adesso la Ray li rompe alla Amy. Vedi come gira la ruota. Hai visto? Guarda che misteri, guarda. Ah, che misteri. No, non è male, no? Vedi ragazzo, stiamo supponendo, mamma mia, brutto, ma brutto forte. Ascolta, niente, stiamo supponendo come poter entrare per venire in questo posto che è ancora più bello. Però vedi, quando io ti dico sempre la bicicletta è indispensabile sul camper, cioè adesso se avevamo la bicicletta si andava a vedere se c'era un'entrata di là o dall'altra parte, cioè, e dopo ti puntini con Google Maps, gli metti la puntina sul posto dove decidi di piantare la casa. Perché? La pietra filosofale. Qualcuno l'ha buttata lì? È vero? Eh sì, sembra il sale quello che usano anche nelle candele di sale. Esatto. Esatto. Che strano. Vabbè, figata. Guarda, lei su scala. Ah, eccola, fermo. Vale. Ti ha dato la multa in modo? No, parla uno che l'ha presa in moto. Porta. Qua è area SIC, ZPS, sono 200 euro a mezzo. Credimi, che passa la forestale qua. Io ti avviso, fai quel cazzo che vuoi. Grazie Vai nella Vivaro San Foca in su. Cioè dove, scusa? Vivaro San Foca. Io buono. Perché non siamo, Vivaro San Foca non siamo sui Magredi, intendi, giusto? Tu vai nella strada, là parcheggi il camper e stai lì vicino alla strada. Qua sono 200 euro. Credimi. Ma a te ti hanno fermato in moto addirittura? Cioè, Sì, ma c'è un amico con tanto di foto fatta con lo Swarovski, col metro no Swarovski, la fotocamera, te la mandano a casa, 200 euro. Ragazzo, mi permetto di riassumerti quello che ha spiegato il gentile motociclista furlano, perché insomma c'è molta confusione in tema e che c'è stato anche chi per lucrarsi ha fatto ancora più confusione. Allora, questa nuova legge del fuoristrada non c'entra un cazzo con la libera, è una legge sul fuoristrada, parliamo del fuoristrada, e non c'entra un cazzo con le mountain bike, è una legge per il fuoristrada dei motori, dei veicoli a motore, ok? Perché molti erano preoccupati delle mountain bike, eccetera, eccetera. No, non c'entra assolutamente nulla. Tu con la mountain bike puoi continuare ad andarci, a meno che non ci sia proprio il cartello, giustamente anche lì, insomma, per una forma di rispetto, dove c'è scritto divieto mountain bike, perché è un terreno abbastanza magari friabile, oppure dove può essere molto stretto, con poca visuale, ci va gente, ci va bambini, è pericoloso che arrivi tu cazzato in mountain bike. Allora giustamente là ti dicono: ascolta, non sarebbe il caso di farla in mountain bike. Quindi ricordati, la legge sul fuoristrada vale solo per i veicoli a motore, moto, quad, macchine, camper, furgoni, eccetera eccetera, che vanno fuori dalla strada, dal manto stradale segnalato. E tutto questo se ne parlava prima, è nato per colpa mia, tua e di tantissimi altri che per abitudine accettano sempre tutto quello che questi quattro coglioni che vogliono comandarci ci impongono. Vedi, purtroppo ragazzo, noi eravamo felici, stavamo bene, non facciamo del male a nessuno, non stiamo rovinando nulla, non stiamo sporcando nulla, eppure c'è sta legge stupidissima che ti dice che tu qui non puoi stare, vedi? No. Perché dico stupidissima? Molti l'avranno già capito, altri non importa, se non l'ha capito glielo dico subito io. È perché una legge intelligente proibisce il danno, ok?
ok? Cioè se tu dai fuoco a qualcosa, se sgomi, lasci fuochi e quelle cose lì. Ma per evitare questi danni non puoi proibire alla gente di fare cose solo perché potrebbero causare questi danni, un po' come quando a Jesolo hanno vietato gli alcolici dopo una tortura o volevano vietare le camminate in spiaggia dopo la sera. Cioè non è che perché uno fa casini eccetera devi privare allora una famiglia di bersi lo sprizzetto o la biretta in spiaggia, ma stai scherzando? E allora vietiamo anche i coltelli da cucina, perché una volta uno cacopà mugliere, cioè tagliamo a roba con quei dei. Che bello CP, che te sei un cane, non capisci, vedi? Noi dobbiamo rinunciare a questa cosa, dobbiamo privare la nostra vita di questa, tra virgolette, esperienza, ma non è esperienza nel senso, chissà che particolare del termine, no, esperienza nel senso di vissuto, di esperienza può essere anche respirare, no? Mangiare e bere un bicchiere d'acqua, anche quella è un'esperienza. Perché niente, qualcuno ha detto che questa cosa, che non è neanche che è di tutti questo terreno, semplicemente è di nessuno sto terreno, eppure qualcuno ha detto cioè, tu qua non puoi starci, cioè si sono appropriati, pensa a te che furto pazzesco di questa cosa che non era loro, hanno detto è nostra e gli altri non devono venire in macchina, pensa a te cosa sono riusciti a fare. E noi contribuiamo a far esistere questa mafia in quanto adesso la assecondiamo, no? Perché è così che funziona la mafia, no? Con l'omertà della gente è l'alcol sul fuoco, no? E noi siamo anche noi l'alcol per questa mafia, no? Questa mafia che ha detto questa cosa ci appartiene, è nostra, è comunale, è demaniale, è dello Stato, è di quel cazzo che vuoi della regione, e tu, così, io decido che tu non puoi andarci in macchina, anche se non fai niente, non combini niente, eccetera, ma non puoi andarci. Ciao Italia! Che bei posti a Furlandia! Senti, l'odore di Aboassa delle vacche, che sarebbe l'odore del concime delle mucche, no? Queste stradine qua tranquille, beate. Guarda che pazze, guarda che roba. Qui Osei in volo, no? Mi ricordo un fià che è canzone del Battiato, no? Del Franco Battiato, gli uccelli, parlava di queste geometrie esistenziali, no? Nel volo degli uccelli. Battiato è stato uno degli ultimi romantici, no? Perché ormai sono morti quasi tutti, e quindi chi rimane a dare all'uomo quell'illusione, no? Di qualche mistico futuro, di qualche magica possibilità di continuazione dell'anima, no? Sono rimasti solo i freddi scienziati che ti dicono che l'io, l'individuo, è un po' una creazione dell'uomo e di alcune religioni, no? Tipo la religione cattolica, e la realtà magari secondo loro giustamente può posarsi su una visione un po' più greca della realtà, ossia in termini anche darwiniani il proseguimento della specie, cioè l'individuo non esiste ma esiste la specie, per quello molti la ricamano sopra come reincarnazione, come vita passata, vita futura, nel senso paradiso, inferno, eccetera eccetera. In realtà la nostra percezione dell'io, secondo me e secondo tanti altri, una volta morti va a cessare, ma continua la specie dell'essere umano, il quale porterà avanti le tue caratteristiche, sia se ti sei riprodotto, che quindi tramite la genetica hai lasciato in eredità dei pensieri, delle abitudini, ma anche delle caratteristiche fisiche oltre che psichiche, ma contemporaneamente anche puoi lasciare in eredità una parte di te stesso anche con il verbo, la parola. Tipo io col mio canale YouTube, tutte le stronzate che racconto possono passare al prossimo tramite la parola, il prossimo le riconosce, le capisce, si rispecchia eccetera, le fa sue, quindi non serve che il prossimo sia figlio delle mie cellule, della mia genetica, ma posso tramandare questo me stesso, questi miei pensieri, queste mie percezioni, pertanto questa mia individualità semplicemente con la parola, in modo tale da avere quel piccolo briciolo di eternità.
No, non ci credo, c'è posto libero all'area camper. Oddio, un solo stanziale, cioè che culo! E vai! Che hai visto, Amy? Cosa c'è? È il cuniccio! Cuniccio! Impara! Guarda, codina. I pappagalli. Cuniccio si chiama, hai visto? Ripeti, cuniccio. Guarda i cunici. Guarda i cunicetti. Ti piace? Quanto ti piace? Andiamo! Siamo molto orgogliosi di avere clienti che ci permettono di tenere aperto anche con il Covid. Io non gliel'ho mai vietato, sei puoi tenere aperto tranquillamente per me. La luna. Italia, ti insegno ad andare al bar senza Green Pass. Singano Pass. Cardiaca, ma da piccolo io. Sì, cheers. Quanto buone sono ste pappe di Amy, Io ti faccio tutti questi video perché un giorno avrò un ricordo di te, poi un giorno non ci sarò più neanch'io, qualcuno avrà un ricordo di me e poi basta, andrà tutto nel dimenticatoio. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici